Padova, anche grazie al progetto Veneto Adapt, sta attuando politiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici all'interno di un quadro in forte evoluzione. Gli scenari climatici dipendono dagli scenari di emissione di gas climalteranti che vengono utilizzati per far correre i modelli di previsione, i modelli di scenario appunto climatico che si possono utilizzare, e quindi a seconda degli scenari c'è una risposta diversa, ad esempio in termini di aumento della temperatura eccetera. In generale tutti gli scenari mostrano un aumento della temperatura nei prossimi decenni che sono più o meno accentuati appunto rispetto agli scenari di anidride carbonica, per esempio, che ci potranno caratterizzare. Si parla di rischio climatico, non a caso. Il rischio, come si sa, è la convoluzione di tre aspetti, no? L'hazard, la pericolosità, la vulnerabilità dei territori e l'esposizione dei territori al rischio. Il cambiamento climatico esaspererà le condizioni di pericolosità perché farà avere più eventi avversi, per esempio più eventi estremi di varia natura, siano essi alluvioni più frequenti e nello stesso tempo anche più periodi di siccità, quindi un rovescio della medaglia di questo tipo, che saranno eventi che accadranno più frequentemente sul territorio vulnerabile. Gli eventi meteorologici estremi impattano essenzialmente sulla vita dei cittadini. Proteggiamo il territorio contro i cambiamenti climatici.